Io credo che le prospettive per le giovani generazioni si costruiscono con un percorso di programmazione serio e coerente. C'è un'anomalia, per esempio, ci sono alcuni istituti scolastici che non riescono ad aprire nuove sezioni in settori che sono in forte crescita, pensiamo al turismo, al alberghiero, per esempio, al linguistico e così via, perché la regione dice tu devi aprire tante classi prime quante sono le quinte che chiudono il ciclo. Ma siamo alla follia, cioè se io ho un settore che sta crescendo e mi taglio, diciamo così, le gambe subito dalla formazione, è chiaro che non ci saranno poi prospettive. Quindi una seria programmazione. C'è una proposta concreta che noi facciamo di aggiungere a quelli che sono gli incentivi già previsti dal governo per 3 anni per le assunzioni a tempo indeterminato di altri 500 euro per l'assunzione di giovani. Questo per dare un'ulteriore spinta alle aziende, per quindi avere uno sgravio per i costi eccetera e aprire di più le nuove generazioni. Ma è chiaro che bisogna innestare nuove filiere produttive. Noi abbiamo in Veneto una serie di distretti produttivi che sono strategici. Peccato però che finora siano andati avanti nonostante la mancanza di politiche regionali. Quindi un complimento alle imprese che comunque hanno resistito, che hanno fatto innovazione, che stanno esportando, che stanno portando all'estero le proprie competenze, ma a tante altre imprese che non hanno avuto questa accortezza e questa capacità sono state lasciate sole purtroppo. Quindi bisogna che la Regione, appunto attraverso Veneto Sviluppo, una finanziaria regionale, dia ossigeno, accesso al credito, prestiti agevolati a queste imprese, perché sennò va a finire che i capitali, che magari quel margine di guadagno, lo portano fuori, lo portano all'estero e non resta qui. Un'altra questione importante, la ricerca e l'innovazione. I giovani, ci sono in Veneto delle strutture molto qualificate di ricerca e innovazione che però non fanno sistema. Ci sono giovani che entrano in queste strutture, danno il massimo, però poi non c'è prospettiva, non c'è futuro. Quindi trasferimento tecnologico della ricerca e dell'innovazione collegata alla produzione dei distretti, quindi dei poli, che ne sono già per esempio il distretto della calzatura della Riviera del Brenta, il Politecnico della calzatura, che aggrega, diciamo così, le competenze e le trasmette alle nuove generazioni. Il settore dell'economia verde, quindi parliamo di energia, ma parliamo anche di agricoltura, collegata chiaramente alla tutela dell'ambiente e al turismo, dove anche lì ci sono nuove professionalità che stanno crescendo e che vanno sviluppate. È stata approvata, e l'ho firmata anch'io, una legge interessante, quella della Banca della Terra, per offrire terreno demaniale di proprietà pubblica che viene abbandonato e inutilizzato ai giovani in modo agevolato, per far sì che, non avendo i soldi per comprarsi la terra, comunque possano cominciare a sviluppare nuove professionalità in agricoltura. E sappiamo che l'agroalimentare è uno dei settori strategici del nostro paese.